Amici e amiche di Sport di più, buon pomeriggio. Oggi siamo ritornati all'orario originario, quindi alle 17, abbiamo anticipato di un'ora. Un appuntamento molto molto interessante oggi. Parleremo ovviamente lo sapete, di sport, però lo faremo anche in un'ottica di insegnamento, quindi cultura e insegnamento in ambito sportivo, ovviamente alla luce anche di questo periodo di quarantena. Quarantena, ne parlavamo prima a microfoni spenti, che ha un po' segnato sotto vari punti di vista gli sportivi e anche i dirigenti, perché bisogna sottolineare anche i dirigenti. Sarà un po' complicato ripartire per una serie di motivi, però oggi parliamo di sport e scuola, quindi tre sono gli ospiti, vado in ordine alfabetico, quindi parto con Stefano Garzon. Buon pomeriggio Stefano, Buon ciao. pomeriggio Alberto, ciao a tutti, grazie Stefano dell'invito. Garzon, oggi dirigente scolastico preside, ma con un passato abbastanza recente ancora di calciatore professionista. Poi andiamo a Stefano Ognesato, delegato provinciale CONI Verona. Ciao Stefano, buon pomeriggio. Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti. E poi il professor Dino Ponchio. Buonasera professore, direttore della scuola Buonasera. regionale sport CONI Veneto. Buon pomeriggio e grazie di essere qui. Grazie Allora, a voi. nell'introduzione che ho fatto parlavo un attimino di quello che è la scuola, lo sport e l'insegnamento. Questi sono i tre punti che andremo a toccare oggi. Innanzitutto, insomma, io prima volevo leggere un breve curriculum del professor Ponchio, che dal 95 al 2001 è stato commissario tecnico della nazionale di atletica leggera del settore femminile, con il quale ha partecipato ai campionati del mondo di atletica nel 95, conquistando un oro, un argento e un bronzo. Poi ha partecipato anche alla Coppa Europa nel 2000 e ai campionati europei di atletica leggera indoor nel 2000 sempre. Ha lavorato con atlete del calibro di Fiona May, Manuela Levorato e Roberta Brunet, e nel 2001 ha chiuso il mandato e ha cominciato a dirigere l'attività tecnica federale, quindi corsi, organizzazione e specializzazione. È stato anche componente della commissione di vigilanza doping del Ministero della Salute e attualmente è il direttore scientifico della scuola regionale dello sport CONI Veneto. Giusto? Ho detto bene, professore? Benissimo. Bene. Scuola regionale, intanto partiamo subito da lei. Scuola regionale dello sport Veneto, che cosa significa? Qual è l'attività che fa sul territorio? Sì, la scuola regionale del Veneto è una delle 20 affiliate o filiazioni della scuola centrale nazionale. La scuola dello sport centrale è nata oltre 25 anni fa con la missione, come mi piace dire in italiano, la missione di contribuire insieme con le federazioni, come scuola dello sport nazionale, naturalmente all'interno del CONI, contribuire alla formazione dei quadri tecnici federali di tutti i livelli, primo, secondo e terzo livello. Dopo 5 anni, quindi circa 20 anni fa, giù di lì, sono sorte le scuole regionali, non in tutte le regioni. Noi siamo partiti tra i primi, le prime 5, e in questo momento ci sono scuole regionali dello sport in tutte le regioni che hanno, oltre alla missione originale di contribuire a formare la classe dei tecnici istruttori, hanno anche affiancato l'obiettivo di appoggiare le federazioni e i loro organi che sono i comitati regionali, provinciali, ma soprattutto le società sportive e quindi i dirigenti a affrontare i problemi a tutto tondo della pratica sportiva. Quindi la seconda missione è quella di appoggiare i dirigenti cercando di affiancarli, supportarli, aiutarli nell'affrontare l'immane compito di fare il dirigente sportivo, che io chiamo, tra virgolette, io ormai vivo di battute o di slogan,
che sono degli involontari professionisti. Sono dei volontari, ma involontariamente poi devono fare dei professionisti perché le responsabilità che hanno sono tante. Quindi questa seconda missione. Dopo andiamo a toccare punto per punto perché ha detto 2 o 3 cosettine molto molto interessanti. Passo a Stefano Garzon, che dopo una carriera, come dicevo prima, da calciatore professionista nel Chievo, nel Verona, Cremonese, Avellino, Pescara, Varese, Pavia, insomma ne dico qualcuna, nel 2011 sei passato al Cerea, in Serie D, dove hai chiuso la carriera, e nel 2018 hai fatto il vice allenatore e poi anche allenatore in prima dell'Ambrosiana, giusto? Correggimi se sbaglio. Sì, sì, no, mi sono fermato a vice, sì, però sì. E poi attualmente sei passato in un ruolo molto importante, sei preside dell'Istituto Paritario Provolo di Verona. Ora Stefano, la mia domanda così subito a bocce ferme, poi dopo ripeto i punti saranno tanti da toccare. La tua esperienza sportiva nel ruolo di preside, quanto ti sta aiutando? La tua mentalità sportiva in questo caso? Tanto perché insomma è normale che dopo una vita, 20 anni fatti nello sport, nel calcio, finisci perché la carriera ovviamente non è eterna, ma sei ancora giovane, anagraficamente, magari per il mondo del lavoro, risulti quasi vecchio, no? E quindi riadattarsi non è facile. Insomma, io ho costruito il mio percorso, c'è stata questa possibilità dopo anni di insegnamento. Non nascondo che arrivo a questa nuova opportunità con tanto entusiasmo, tanta energia, ovviamente senza bagaglio di esperienza. Io cerco di usare le mie armi, le mie conoscenze, quelli che sono stati i valori che nella mia vita mi hanno sempre portato avanti e accompagnato, e questi li ho trovati nello sport, nel calcio. Per me sono valori universali che adesso cerco di trasmettere ai ragazzi, quindi mi sta aiutando tantissimo, tantissimo. Mi baso molto su quello che ho vissuto io e su quello in cui credo e quello che mi ha dato lo sport. Anche la mentalità sportiva del fare squadra, fare gruppo, penso che già in un mondo difficile come è la scuola, poi in questo momento sia ancora più essenziale riuscire a trovare una amalgama in questo gruppo. Ma sono tantissimi i valori, perché comunque spesso parliamo di questi ragazzi che magari questa generazione, no, non è più come quella di prima, è viziata. Cioè, rispecchia un po' quella che magari la società di adesso offre. Sta a noi cercare di trasmettere i valori in cui crediamo. Io ho trovato sempre dei ragazzi splendidi, disposti ad apprendere. Ecco, sta a noi adulti, tra virgolette, riuscire a trasmettere questi valori importanti. Nello sport ne troviamo tantissimi, dal fare squadra alla disciplina, rispetto della puntualità, dell'orario, rispetto del compagno che mi sta a fianco, rispetto dell'insegnante, quindi non so, di un tuo superiore, ce ne sono tantissime, ecco, quindi rispetto anche l'attaccamento alla maglia, all'appartenenza della scuola in questo caso, al materiale scolastico, sono infinite insomma le cose che ho ritrovato, e devo dire che comunque per quello che ho notato io questi ragazzi sono stati veramente, c'è molto materiale su cui lavorare, ecco. Certo. Stefano Ognesato, il professor Ponchio prima parlava di corsi regionali e provinciali, no? Comunque che vanno a toccare tutte le province. Ecco, Verona è una delle province attive, parecchio attive, adesso non voglio che ci mettiamo sempre in primo posto, però è un dato di fatto che Verona è una delle province più attive per quanto riguarda i corsi. Quest'anno, o meglio, prima del lockdown e 2019, come sono andati questi corsi? Allora intanto dobbiamo dire grazie al professor Dino Ponchio, perché di fatto lui, permettetemi di dire, ha costruito ed è l'anima della scuola regionale dello sport del CONI. Oggi Dino, faccio il modesto, 20 scuole regionali, quella del Veneto non scende sotto il secondo gradino del podio. Ecco, questo grazie a Dino, grazie alla qualità dei docenti e alla qualità dei relatori che vengono proposti nelle varie tematiche e che affrontano le varie tematiche. A Verona devo dire, ne avevo parlato l'anno scorso con il professor Ponchio,
Direi bene, molto bene in generale, la frequenza ai corsi. Addirittura più di qualche volta abbiamo dovuto sospendere le iscrizioni perché sforavamo i posti a disposizione. Mi ricordo una volta non abbiamo accolto ben 40 domande proprio per la mancanza di posti, con una differenza: ottimamente seguiti dagli allenatori, mentre i dirigenti partecipano un po' meno. Diceva giustamente, involontari professionisti, perché i dirigenti devono rendersi conto delle molteplici responsabilità che hanno. Qualcuno mi diceva, ma tanto ci pensa il commercialista. No, non è così, non è più così e non può essere più così. Anche i dirigenti, come gli allenatori, devono essere preparati e devono essere competenti. La scuola regionale dello sport offre gratuitamente, tra l'altro, attenzione, gratuitamente questa possibilità. Ma al di là adesso di questa nota che mi auguro di riuscire a migliorare in futuro, devo dire che i corsi sono ben partecipati e dal momento che possiamo anche vedere le schede di gradimento, quindi non invento assolutamente nulla, sono molto e molto apprezzati. Certo. Professor Ponchio, mi diceva la difficoltà è un po' coinvolgere i dirigenti. La difficoltà sta nel fatto, come diceva lei, che sono degli involontari professionisti e quindi le responsabilità spaventano un po', per quello che magari i corsi vengono più seguiti dagli sportivi o dagli allenatori. Ma direi che questa è una fotografia di qualche tempo fa. Adesso anche i dirigenti hanno preso coscienza che erano stati un po' incoscienti, tra virgolette, precedentemente, perché le responsabilità le avevano lo stesso, ma non ne avevano preso completamente atto. Adesso, grazie anche alla nostra attività, poi mi viene da dire, intanto una premessa, sono molto contento di vedere un dirigente scolastico. Io ho insegnato anche nella mia vita ai licei, non tanto perché poi sono stato preso da CONI e Atletica e ho avuto il distacco dall'insegnamento, quindi il mio ultimo anno di insegnamento è stato l'82, quindi pensa un po', però avevo fatti un po' al liceo e vedere un calciatore, ma diciamo un atleta a livello di dirigente scolastico, che io chiamo ancora preside, perché quella è la mia, mi fa molto piacere, mi ha fatto molto piacere anche quello che ha detto, perché noi giovani insegnanti di educazione fisica negli anni 70, io ho cominciato a insegnare nel 68, pensa un po', eravamo i primi. Io ho coniato molti titoli, molte frasi, molti slogan, anche i titoli dei nostri corsi sono un po' provocatori, ma credo di essere stato quello che ha il copyright di sport e cultura, con l'accento, non sport e cultura congiunzione. E avevo fatto un convegno proprio nell'80-82 con questo titolo. Adesso questo concetto è passato e mi è piaciuto sentire il dirigente scolastico Garzon a toccare questi temi, che io lo vedo giovanissimo, magari lui si offende se gli dico che è giovane, ma lo vedo giovanissimo. Comunque i dirigenti hanno preso coscienza della situazione, stanno frequentando molto più. È chiaro che se metti nel titolo, come abbiamo fatto, tra l'altro essere primi non è una brutta cosa. Se Verona è prima nelle affluenze ai nostri corsi, è prima. Se la scuola del Veneto è stata la prima a fare corsi online in questa difficile contingenza, siamo stati i primi in Italia. Gli altri stanno ancora, alcuni parlottando di come si fa. Noi abbiamo la piattaforma, abbiamo già fatto 5 attività, ne abbiamo in programma altre 9 fino a metà giugno, e quindi siamo contenti. E abbiamo dovuto chiudere le partecipazioni molto spesso in anticipo. L'ultima che abbiamo fatto è stata proprio la responsabilità amministrativa, fiscale, tributaria e legale, giuridica dei dirigenti, e guarda caso in 8 ore siamo arrivati a 150 e abbiamo dovuto chiudere, e lì tra l'altro uno dei docenti è uno dei nostri referenti principali per le materie fiscali, che è Federico Loda, il dottor Loda, che è di Verona. E quindi voglio dire, i dirigenti ormai hanno capito che
ascoltare, cercare di capire e partecipare alle nostre attività li aiuta poi nella pratica della gestione delle loro attività, che sono gestioni di impianti, che sono gestioni di persone, che sono gestioni di squadre, che sono gestione generale delle ASD. Resto ancora un attimino col professor Ponchio, perché la domanda che mi viene spontanea, ma penso che un po' sia quello che pensa un po' la maggior parte delle persone. Allora, corsi per aggiornarsi, per essere aggiornati e per essere pronti a gestire nel migliore dei modi, quasi da professionisti, diciamo, una ASD. Partiamo dalle ASD. Il problema a cui probabilmente andremo incontro nei prossimi mesi è il fatto che le ASD, dopo questo coronavirus, rischiano parecchio a livello di contributi, a livello di sponsor, e tante società rischiano, è un dato di fatto, di chiudere. E ora, il problema a cui andremo incontro sarà quello magari di trovarci con poche ASD e con tanti dirigenti preparati. Può essere un paradosso questo qui. Io sinceramente spero di no. Poi da sempre l'Italia e gli italiani siamo un popolo che si sa adattare, si, tra virgolette, arrangia molto bene e dà il meglio di se stesso, lo dicono tutti, lo dico anch'io questa volta, nelle emergenze. Nella quotidianità normale, nella routine normale è così, ma quando c'è qualcosa di anomalo, di grave, viene fuori il meglio degli italiani. Io sono sicuro, spero che venga fuori anche in questo caso e che non andremo a vedere la morte di tante ASD. Certamente crisi ce n'è, ma certamente si è messo in moto un meccanismo che parte dal governo, che passa per le regioni, i comuni, le istituzioni, le fondazioni, per venire incontro a questa situazione. Quindi ci saranno dei finanziamenti e mi piace ricordare, perché poi sì, ogni tanto divago, perché poi l'età è quella che è, mi porta a divagare. Sì, il mio curriculum è di insegnante, educatore, formatore e di tecnico per l'esasperazione della metodologia dell'allenamento per arrivare ai risultati. Siccome a qualcuno piace dire che sono due sport diversi, fare sport educativo e fare sport agonistico competitivo non sono in contraddizione, sono due facce della stessa medaglia e sono interconnessi. Non so se poi il professor Garzon sarà d'accordo, ma spero di sì. E quindi io ne sono la testimonianza. Ho fatto il direttore dei centri di formazione fisica e avviamento allo sport, attività di base negli anni 70 per 16 anni, e poi ho fatto, sì, nel curriculum era un po' sintetizzato, ma ho fatto 6 Olimpiadi, ho partecipato a una decina di campionati del mondo, ho vinto parecchie medaglie con gli atleti che erano da me gestiti. Quindi sono anche la personificazione di quello che ho detto. E quindi noi cercheremo, ecco, tornando le federazioni, il CONI stesso per quello che può, le federazioni hanno già cominciato a aiutare le federazioni, le società sportive. Molte federazioni hanno già annullato i costi di affiliazione, hanno procrastinato i costi di tesseramento degli atleti, cioè ci stiamo dando tutti una mano, quindi spero che le difficoltà ci saranno, la sanificazione, il rispetto delle norme per entrare in campo. Io adesso tra i colleghi collaboratori ho un giovane presidente di società del Trevigiano che ha già attrezzato tutto l'impianto per entrare. Ha speso circa 2.000 euro per attrezzare tutto e per rispettare tutte le normative. Sono sacrifici che speriamo portino alla salvezza e non alla moria delle società sportive. Certo. Stefano, non voglio mettere in difficoltà, Stefano Garzon. Lo sport a scuola è sempre un tema molto
dibattuto, perché insomma l'impressione è che sia sempre l'ora 2 di ricreazione autorizzata, di infortunio magari voluto per ripassare l'ora dopo, cioè l'insegnamento dello sport a scuola è ancora l'ultima ruota del carro o sta cambiando? Allora, io ovviamente parlo per la breve esperienza che ho magari dall'altra parte, quindi da insegnante, e quest'anno come nuovo ruolo rispetto all'esperienza personale che ho vissuto io, e devo dire che sinceramente sicuramente sono stati fatti passi avanti, ecco. Non siamo ancora nella mentalità, nella cultura, questa è un'utopia. Anch'io quando parlo con i genitori, io veramente credo in quello che dicevo prima, in cui nei valori dello sport, il sacrificio, la fatica, la voglia di migliorarsi, di superare se stessi, no? Che non vuol dire ottenere il massimo risultato, vuol dire io con le mie capacità riuscire a migliorarmi giorno per giorno, no? Sono valori che lo sport insegna e che poi nella vita servono in qualsiasi ambito ogni ragazzo voglia realizzarsi. In questo penso che le scuole siano migliorate molto rispetto alla preistoria in cui quando andavo a scuola io. Secondo me c'è tanto da fare, bisogna combattere, perché comunque la mentalità è ancora quella di una materia, diciamo, deve essere considerata secondo me una materia come le altre, importante, però ho trovato sempre figure di insegnanti competenti. Probabilmente c'è anche un ricambio generazionale che sta introducendo anche nell'insegnamento figure giovani, figure motivate in questo. Ecco, c'è sempre il nodo della questione, secondo me, della scuola primaria, dove adesso per esempio noi siamo una paritaria e riusciamo comunque, non so, a mettere a disposizione un insegnante di psicomotricità per la prima e la seconda elementare e un insegnante titolato in scienze motorie che fa educazione fisica per la terza, quarta e quinta, però spesso nelle altre realtà non è così. È fondamentale secondo me partire anche da lì, avere una figura di riferimento competente che cura questo aspetto. Ecco, piuttosto magari paradossalmente toglierlo in quinta superiore, dove magari gli schemi motori sono già formati, e quindi ecco, partire anche da lì. In America facevo sempre l'esempio anche da alcuni genitori, magari si sceglie il college in base anche allo sport, alla vocazione in cui magari un ragazzo è più portato. Ecco, è utopia arrivare fino a lì, però secondo me passi avanti sono stati fatti, ma c'è ancora da combattere e lottare per riuscire a far sì che comunque sia considerato ancora nel livello che merita. Ecco, questo sì. Beh, tanto dipende anche, purtroppo, purtroppo, lo sottolineo, dalla buona volontà e dall'indole dell'insegnante, che a volte è lui a stimolare personalmente gli alunni in attività che magari possono essere magari non ben chiare sul programma, no? Cioè, No, sicuramente spesso secondo me bisogna scontrarsi più che altro con la mentalità del collegio docenti, no? Perché ancora magari noi come insegnanti di educazione fisica proponi, hai idee, coinvolgi i giovani, però poi c'è una restante parte di colleghi di collegio docenti che magari a volte, non sempre, tendono magari a credere, a far passare che prima ci sono i concetti didattici. Io dico sempre che comunque questi ragazzi non sono solo contenitori dove gli apri la testa e butti nozioni, perché così lo vediamo adesso, in questo momento qua, dove comunque si ritrovano ragazzi davanti a uno schermo per 4-5 ore al giorno, appoggiati sul banco, che perdono socialità, perdono movimento, e quindi ecco, spesso magari il problema è lì dove però ripeto, io come ho detto prima, bisogna lottare in quello che si crede, insomma, scegliere bene le persone competenti, e secondo me i passi avanti importanti si possono fare. Io sono molto fiducioso in questo.
Stefano Gnesato mi ha anticipato il saluto di Alessandro Boggian di Opes Verona, e io stavo proprio facendo questa domanda. Federazioni, società e anche enti di promozione sportiva sono da coinvolgere sempre più. Gli enti di promozione sportiva in questo momento che ruolo hanno nella promozione e diffusione dell'attività sportiva sul territorio? Ma hanno la stessa funzione di promozione che hanno le federazioni sportive. Per quello che posso dire io, testimoniare io, sulla provincia di Verona ci sono esperienze tali che meriterebbero di parlarne, di divulgarne le esperienze. C'è stato in questi ultimi anni, in questi ultimi soprattutto 15 anni, un grande lavoro di promozione sportiva sulla provincia di Verona, ma non solo con le federazioni e gli enti di promozione sportiva, ma in sintonia con le scuole, in sintonia con gli assessorati dello sport. Quindi un grandissimo lavoro di squadra, i cui risultati sono stati testimoniati anche dalla recente indagine conoscitiva che è stata fatta nei comuni della provincia, dove a livello di scuole elementari, di scuole medie, praticamente l'adesione all'attività sportiva strutturata è un'adesione plebiscitaria. Io credo che quella percentuale, su cui non ricordo nemmeno, credo intorno al 90%, 85-90%, credo che sia difficilmente migliorabile, anche perché dobbiamo accettare il fatto che una percentuale fisiologica di ragazzi che non faranno mai attività sportiva perché non piace fare attività sportiva, perché non possono trovare mille motivazioni. Una percentuale fisiologica di ragazzi che non faranno mai attività sportiva ci sarà sempre. Magari questi bisognerà cercare di recuperarli in modo diverso. Certo. Quindi ecco, io posso dire che a livello di promozione sportiva si è fatto veramente tanto. La situazione attuale adesso, come è già stato sottolineato, insomma, adesso negli interventi precedenti, ci fa capire che dobbiamo guardare anche con una visione diversa, società sportive e federazioni, ma a mio avviso anche il CONI, guardare una visione diversa allo sport, una visione molto più ampia, insomma, non limitata agli allenamenti e alle gare. Certo. A tal proposito, Paolo Fantoni, che è presidente del BMX Verona, ci scrive: io credo che siano fondamentali le uscite nei centri sportivi e permettere a tanti ragazzi di avvicinarsi a sport poco conosciuti. Professor Ponchio, anche questa è una cosa su cui puntare, quindi creare una cultura sportiva nei più piccoli, nei più giovani, passando da centri sportivi gestiti, come dicevamo prima, in modo professionale. Paolo Fantoni è BMX Verona, lui ha un centro BMX e lo conosciamo un po' tutti, fa i salti mortali, ma il suo centro è uno dei fiori all'occhiello di Verona. È il centro federale, tra l'altro. È fondamentale. Io credo che di tutto si possa accusare l'Italia fuorché di non essere, dal punto di vista sportivo, una poliforme, una molteplicità. In Italia si fanno tutti gli sport, non abbiamo una cultura monosportiva. Il calcio naturalmente, non me ne voglia, adesso lo tratto da ex calciatore professionista, il dirigente scolastico, il calcio è un mare magnum e a me piace dire ogni tanto che travalica il fatto sportivo, è un fatto socioculturale. Il calcio è il calcio, tutti abbiamo giocato a calcio, anch'io, perfino io, che ogni tanto faccio le battute sul calcio che Stefano Gnesato le conosce, ma qui magari evitiamo. In Italia si fa di tutto e oltretutto primeggiamo in moltissimi sport. Noi prendiamo medaglie in moltissimi sport, sia nelle Olimpiadi invernali, estive, nei vari campionati del mondo europei. Primeggiamo in moltissimi sport, non siamo specializzati. Voglio dire, l'India non esiste nel panorama sportivo internazionale mondiale, però vince il cricket e fanno solo cricket. Noi facciamo tutto, qualsiasi cosa, e le opportunità per i ragazzi sono tante. Certo, bisogna stare attenti. Oltretutto, uno dei paradigmi mi pare di aver capito che Garzone è anche insegnante di educazione fisica, se non sbaglio, quindi ha frequentato l'ISEF. Sì.
dove io ho insegnato una ventina d'anni a Padova. Tra i miei allievi, mi piace ricordare, ci sono anche i coordinatori di scienze motorie di Padova e Verona, che sono componenti del consiglio direttivo tecnico della scuola dello sport. Sono tre, sono il professor Paoli, divago un po', insomma, il professor Schena e il professor Uguagliati, che non hanno neanche bisogno di essere presentati, che collaborano con me. Poi ci sono 26 docenti e una sessantina di esperti, quindi siamo ben attrezzati. Dicevo, la polisportività in Italia è praticata, è auspicata, è un paradigma poi dell'avviamento corretto allo sport, e quindi provare tante cose va bene, poi progressivamente con crescere dell'età i ragazzi saranno indirizzati o si indirizzeranno per scelte autonome a quello che sono più adatti o che piace di più. L'importante è non perdere uno sportivo, perché poi dopo alla fine... L'importante, ecco, quello che manca ancora in Italia, io l'ho trattato in diverse relazioni, sono gli steccati. A volte dirigenti o tecnici non tanto lungimiranti, quando un ragazzo si satura di una certa pratica, in altri paesi lo stimolano a provare qualcos'altro. Da noi questo travaso tra sport e sport non è tanto praticato, è auspicabile, e a volte si rischia, anzi succede, che si perde il ragazzo atleta dal punto di vista sportivo, che smette di fare qualsiasi cosa e magari gioca troppo con le PlayStation, invece che magari passarlo in modo amichevole, in modo farlo transitare su altre pratiche, su altri sport, e a questa cosa sta cercando di rimediare il CONI con i nuovi centri CONI, centri di avviamento allo sport, in cui all'interno si praticano, diciamo, da regolamento, più attività con più società per far provare più cose. Penso che sia uno step obbligatorio quello della collaborazione tra federazioni e società sportive nel prossimo futuro, anche non fosse altro per ottimizzare dove possibile le risorse e dove dare insieme una risposta ai giovani atleti. Stefano Garzon, parlavamo, no, dei corsi organizzati dal CONI Veneto, dei corsi online, siamo stati un po' all'avanguardia, giusto professor Ponchio? Sì, noi a livello nazionale siamo stati i primi. Mi viene da fare subito un link a quello che è stata l'istruzione in questo periodo con l'online. Come è stata la situazione, come è stata gestita la situazione nella vostra scuola? Ma diciamo che allora, fortunatamente siamo riusciti ad adattarci subito, nel senso che già dai primi giorni dopo le vacanze di Carnevale, mi sembra fossero il 24-25 di febbraio, che era uscita la prima ordinanza di chiusura per i 2 giorni fino a fine settimana, il giovedì e il venerdì, che fatalità coincidevano anche con le giornate dello sport, fatalità il 26 e il 27 di febbraio se non erro. Siamo riusciti già da lì a comunque anche con la primaria ad adattarci con questa nuova modalità, introducendo magari qualche video su YouTube, sul canale YouTube degli insegnanti, quindi siamo partiti così con qualche piccolo video, ovviamente con la consegna di compiti. Per fortuna abbiamo percepito un po' subito che comunque sarebbe stato un periodo lungo, e allora abbiamo utilizzato una piattaforma di videoconferenze dove comunque abbiamo iniziato a svolgere tramite calendario stabilito in collegio docenti delle lezioni, diciamo, scandite come quasi normale orario scolastico. È stato un pochino più difficile per i bambini e ragazzi della primaria, perché comunque dopo entra in campo il fatto dell'esigenza familiare, perché comunque tante famiglie magari hanno più figli, pochi dispositivi, tante avevano problemi di connessione, trovare un equilibrio non è stato facile. Si rischia sempre di andare a proporre magari più di quello che può essere utile per i bambini. Noi abbiamo creduto molto nel fatto comunque di non
abusare, e quindi anche adattandoci alle direttive ministeriali, di trovare un monte orario che fosse adatto per quella che è l'età di ogni bambino o ragazzo. Abbiamo cercato di seguire queste direttive, e devo dire che insomma è andata bene, dai, ecco. Non nascondo che per il mio punto di vista non è scuola. Non è scuola, perché comunque la scuola è fatta di valori umani, di socialità, e questi non ci sono. È scontato, però è così. Ce ne rendiamo conto adesso, dove magari arriviamo tutti, noi famiglie, bambini, insegnanti, snervati da questa situazione. Prima, dico sempre anche ai genitori, già vederli entrare la mattina e vedere nei loro occhi la loro espressione, si capiva già se quel giorno lì un bambino, un ragazzo ha bisogno di una battuta, ha bisogno di una sgridata in giornata o no, e questo secondo noi è la scuola. Purtroppo adesso tutto questo manca in questo momento qua, ma insomma bisogna adattarsi, ecco, insomma l'abbiamo fatto anche abbastanza bene, ma penso tutta l'Italia in generale, come diceva prima il professor Ponchio, in emergenza. Probabilmente siamo arrivati in un momento in cui, da questo punto di vista, rispetto a tanti altri paesi, non eravamo pronti, non eravamo preparati all'uso di questi mezzi, però nell'emergenza penso che l'Italia in generale si sia adattata bene, dai, ecco. Allora, prima di coinvolgere Stefano Niesato, un paio di interventi. Allora, Opes Verona: non è facile entrare nelle scuole nonostante importantissimi bandi finanziati interamente dall'Unione Europea per promuovere l'attività sportiva e sociale, e nonostante gli EPS offrono la massima collaborazione a sostegno. Poi qui ne parliamo insieme. Poi leggo Young Sport e Cultura Community: i ragazzi dovrebbero fare più sport proprio per dare a tutti più opportunità sportive. Beh, insomma, è un giro, quasi un po' un cane che si morde la coda, però in effetti è assolutamente così. Per quanto riguarda quello che diceva Opes, appunto, che non è facile entrare nelle scuole, un giudizio da Stefano Garzone e dal professor Ponchio. Poi Stefano Niesato, a te faccio una domanda, non te la dico, te la faccio dopo. Non è facile, sicuramente non è facile, perché comunque soprattutto nelle scuole statali, ecco, immagino che tutto sia attraverso bandi, attraverso richieste, il monte orario è sempre poco, vengono sempre date priorità ad altre attività, e quindi sicuramente non è facile. Il mondo paritario magari parallelamente è un po' più facile, perché comunque si cerca, almeno io cerchiamo sempre collaborazione, soprattutto con società del territorio. Come si diceva prima, è fondamentale proporre più sport possibile, anche perché i bambini, i ragazzi possono rendersi conto di provare più cose, e quindi secondo me trovare, come si diceva prima, la collaborazione è fondamentale, ecco, tra scuole e società del territorio, qualsiasi esse siano. Soprattutto nel raggio di chilometri da dove è il bacino di utenza di arrivo delle famiglie, perché comunque penso sia fondamentale, ecco, questo sì. Però immagino che sia difficile, soprattutto nelle statali, magari con questi bandi dove spesso si dà priorità ad altre attività. Professor Ponchio, sembra che Stefano abbia detto sì. Il problema c'è anche perché molto spesso, specie nel passato, lo sport si è presentato alle scuole in modo, come si può dire, in modo che mi viene da dire scorretto, nel senso, e da questo è nata una certa chiusura da parte delle scuole, perché se un dirigente, un tecnico va nelle scuole, e ne ho sentiti anche al giorno d'oggi dicendo vediamo quali sono i migliori e li portiamo a fare i campionati, è chiaro che chi nella scuola gli insegnanti in genere e anche quelli di educazione fisica o motoria in particolare, se sentono questa bestemmia educativa, è chiaro che si chiudono, perché non vogliono la selezione, vogliono che partecipino tutti. E allora, e questo era, diciamo, il passato. Adesso quasi nessuno si presenta disarmato dal punto di vista educativo, senza un progetto nelle scuole per entrare. Poi ci vuole la intelligenza o
o furbizia o la capacità di fare rete, e per entrare nelle scuole bisogna trovare una chiave. La chiave sono i progetti più generali. Se la singola società vuole entrare, trova difficoltà, ma se la società si aggrega a un progetto che può essere della provincia, del comune, della regione o del CONI nazionale o del ministero stesso, è più facile entrare, ce ne sono tanti. O si approfitta di situazioni virtuose come può essere quella, e ce ne sono tante, io cito quella della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ha un progetto che si chiama Sportivamente, che abbiamo messo in piedi come CONI Padova e Rovigo ormai 12 anni fa, che sovvenziona l'attività motoria nella primaria, e allora è più facile poter entrare. Insomma, certo, bisogna trovare, essere da una parte preparati dal punto di vista dei contenuti e anche fare rete per poter entrare e anche presentarsi bene, insomma. Vabbè, quello sicuramente, presentarsi bene, perché è fondamentale, non si può scherzare e improvvisare. E Stefano Gnesato, invece, la domanda che volevo farti è l'importanza di un insegnamento per i giovani atleti, cioè lo studio dei giovani atleti è importantissimo, creare un atleta con una mentalità giusta, corretta, e si comincia da giovani. Sì, vorrei però fare un passino indietro, collegarmi un attimino a quello che diceva Stefano e il professor Ponchio riguardo le scuole. Intanto nel dire che sono perfettamente d'accordo con quanto hanno detto. Non è facile entrare nelle scuole, ma nelle scuole ci si entra con progetti, ci si entra con una squadra, perché mi permetto di portare un esempio molto concreto, anche se vecchiotto, proprio perché possa essere copiato, cioè non sono geloso delle mie cose, no? Di quello che ho fatto, di quello che abbiamo fatto. Il trofeo Adige Gua, che interessa i comuni della mia zona e su cui avevo pensato e proposto al professor Gambaretto ad Albaredo d'Adige nel 1994, abbiamo iniziato a realizzarlo nel 1995. Quest'anno era il 25esimo anno di questo trofeo. Un trofeo che è stato proposto con le scuole, alle scuole, dal sottoscritto, che allora ero fiduciario CONI, con gli assessori allo sport e con le società sportive del territorio. Un trofeo che, parlando di sport educativo, dico sempre fra 5 attività sportive più una. 5 sono tradizionali, l'atletica, il basket, la pallavolo, il calcio, è stata fatta la corsa campestre, ultimamente facevano il badminton, quindi da un punto di vista così delle discipline sportive, piano piano si stanno toccando tutte quante. Il più uno è una cosa molto particolare, che è la corsa su strada per classe. Allora, le classi, la prima elementare fa 8 metri di corsa, la seconda media 8, allora ognuno secondo la propria distanza, corre la classe intera, non vince chi arriva primo, il tempo si prende chi arriva ottavo. Qual è il messaggio che si manda? I più veloci devono andare piano ed aiutare quelli che corrono meno per riuscire a ottenere il tempo minore. Quindi, ecco, voglio dire, siamo entrati nelle scuole 25 anni fa, questo progetto qui nella zona sta ancora andando avanti, va veramente a gonfie vele, e le scuole, gli assessori, cioè, ci tengono tutti quanti in modo particolare. Quindi giusto e concordo su quanto aveva detto Stefano e il professor Ponti. I ragazzi, allora, non voglio dire spesso, ci sono dei casi in cui i ragazzi o i genitori stessi pensano che per fare una carriera sportiva basti un po' di talento. Non è così, non può essere così. Cioè, serve anzitutto, a mio avviso, lo studio, la preparazione, competenza di un impiego, di un lavoro, no? La scuola ti prepara perché la carriera sportiva è una parentesi della vita. Alla fine di questa parentesi, parliamo intorno ai 30 anni, i più fortunati vanno avanti qualche anno in più, alla fine di questa parentesi di carriera sportiva, che non tutti o che una minima parte ha la possibilità di fare, alla fine di quella inizia la vita di una persona. Quindi, a mio avviso,
messaggio che lancio io: diamo la giusta rilevanza allo sport, la rilevanza che merita, ma i ragazzi che si impegnino nello studio per realizzarsi nella vita come sportivi e come uomini. Ecco, questa è una cosa a cui bisogna tenere e bisogna battere il chiodo, insomma, anche su questo aspetto. Pensare di andare a fare un allenamento senza impegnarsi, senza fare sacrifici, credendo di diventare un campione è sbagliatissimo. Pensare di andare a scuola e non studiare, andare avanti per forza di inerzia è altrettanto sbagliato, perché passatemi il termine, fallisci come atleta e fallisci come uomo. L'impegno va messo in tutto quanto, nella scuola e nello sport. Dino Mascalzoni dell'ufficio sport del Provveditorato agli Studi, chiamo ancora così, il Provveditorato agli Studi di Verona, ci scrive: non c'è dubbio che l'attività motoria sia una parte fondamentale per la crescita e per mantenere sani stili di vita. Quello che viene a mancare è l'attività quotidiana. OMS raccomanda almeno 60 minuti per ragazzi dai 5 ai 17 anni. Occorre un cambio di mentalità nella scuola e nelle attività extrascolastiche. Professor Ponchio, anche questo è un dato di fatto, lo dicevamo d'accordo. prima. Sì, non fare attività fisica a scuola è grave, ma non farla anche nel tempo libero è ancora più grave, perché comunque non si crea una mentalità e non si crea un sano stile di vita. Dobbiamo cercare di fare uno zoccolo duro, perché mi viene da dire che l'attività, dato sì che qualche parlamentare mi ha chiesto aiuto, e mi aggancio a quello che diceva Garzon prima, che leverebbe l'educazione fisica all'ultimo anno delle superiori. Io ho fatto fare una proposta di legge che prevedeva di levare l'educazione fisica negli ultimi 2 anni delle superiori, riciclare quella quota parte di insegnanti di educazione fisica e riciclare, brutta parola, riprofessionalizzare sull'attività motoria di base con gli insegnanti, aggregarne degli altri, fare 2 ore alla settimana in tutte le scuole elementari, primarie, primo e secondo ciclo d'Italia, e il costo totale sarebbe stato di circa 165 milioni, che sono tanti, non sono pochi, ma non sono un'infinità, datosi che io ho cominciato a insegnare nel 68-69 e già si parlava di ginnastica a quel tempo nella scuola elementare, e ancora se ne parla, perché se ne parla, non la si pratica. Gli insegnanti, in teoria nei programmi c'è, ma sappiamo benissimo che se non c'è un insegnante esterno la si fa poco. E allora bisogna intanto fare quello zoccolo duro di quelle 2 ore lì, che magari invogliano a fare qualcosa, perché i ragazzi, ormai predichiamo tanto di sani stili di vita, anche nell'intervento. I sani stili di vita sono sempre più difficili, perché la società porta a insani stili di vita, e quindi dobbiamo combattere al quadrato, dobbiamo impegnarci molto sullo sviluppo della cultura dell'attività motoria e fisica. Alessio Nicolai: concordo con Stefano Garzon che online non è scuola ed è difficile sia per i ragazzi che per noi genitori, soprattutto se i figli sono più di uno e i genitori lavorano tutti e 2. Un saluto al mio grande amico Stefano Dal Leone. Vabbè, questo è un dato di fatto, insomma, come diceva Stefano, speriamo, anzi, tornerà tutto come prima e la scuola deve essere incontro, confronto, sguardi, fisicità, perché è fondamentale per creare proprio una sinergia vera, perché online non è sinergia, è solo contatto visivo, no? Certo, no, ma l'abbiamo detto prima. È normale che in una situazione così bisogna anche fare i conti con la realtà, non si poteva fare altrimenti. Ecco, bisogna secondo me essere bravi e dire ok, situazione negativa, da qualsiasi situazione devo uscire rafforzato in maniera positiva, è questo quello che si cerca di trasmettere. C'era la necessità e l'esigenza di fare scuole in questo tipo, non eravamo pronti, sappiamo che non è la nostra scuola che ci appartiene, però ne usciremo ancora più rafforzati. Tanti insegnanti, io scherzavo con alcune maestre che magari hanno un'età
un po' più medio-alta, che stimolate all'inizio, impaurite, io non ce la farò mai comunque a adattarmi, invece ho detto ok, fidatevi di me, a fine anno faremo una certificazione delle competenze anche per le maestre su quello che è il punto di vista tecnologico, è una battuta. Però adesso sono contente, orgogliosa, hanno superato un limite che magari non pensavano mai e poi mai di riuscire a superare. Invece bisogna uscire rafforzati sia come scuola, sia come società e come ragazzi. Ecco, questo è fuori di dubbio. È normale che non è il tipo di scuola che comunque ci appartiene. Esatto, oggi è uscito un comunicato stampa da parte della regione dove l'assessore Corazzari ha incontrato CONI, Bardelle, Vilnai e gli assessori dei comuni e lavoriamo a linee guida regionali chiare e snelle per avviare tutte le attività possibili. In questo momento, tu che hai il polso della situazione, che l'ho chiesto una decina di giorni fa, ad oggi le società sportive del territorio e le federazioni ti hanno dato qualche segnale di ripresa o di ottimismo per il futuro? Ma mi hanno dato soprattutto segnali di incertezza per il futuro, paura anzitutto per la possibile mancanza di sponsor, timori di un aumento dei costi che ci saranno per i protocolli, per la sanificazione, per tutto quello che riguarderà l'adeguamento degli impianti sportivi. Io dico che mi auguro comunque sia che questi protocolli arrivino in fretta, perché adesso ogni tanto inforco gli occhiali, no? Perché mi arrivano messaggi su WhatsApp dai comuni, dai vari assessori dello sport, che continueranno a mantenere chiusi gli impianti sportivi. Forse, io dico, anzi senza forse, io credo che sia ora di pensare di riaprirli, mettendoli in sicurezza, dando sicurezza e certezze alle società sportive, dando certezze alle federazioni. Abbiamo continuato a dire bisogna fare squadra, che questa è un'occasione per fare squadra tutti quanti insieme, finalmente, dico finalmente, perché siamo anche in ritardo a mio parere. Sì. E quindi rimbocchiamoci le mani. Noi come CONI Veneto lo stiamo facendo, cerchiamo di proporre, ecco, questa indicazione di fare squadra. La disponibilità del CONI c'è, le professionalità ci sono, Dino Pompio ha messo su, vabbè, ha organizzato questi corsi online che stanno andando veramente, posso dire che io sono uno di quelli che non è riuscito a iscriversi, mi interessava un corso, non è riuscito a iscrivermi, era già chiuso, stanno andando molto bene, quindi fare squadra, preparazione, competenza, condivisione, credo che questo sia il futuro. Per le società sportive, lo dicevo prima, devono iniziare a guardare oltre gli allenamenti e oltre i campionati. E le federazioni devono guardare oltre la semplice gestione dei campionati. Sì, devono cominciare a darsi una mossa in altro senso. Potrebbe essere questo il momento, l'abbiamo detto più volte, di un cambio di direzione, di limare quegli spigoli che finora ci hanno ostacolato nello svolgere un certo tipo di attività, e adesso, professor Ponco, potrebbe essere veramente l'occasione. Sarebbe un peccato non sfruttarla questa occasione. Certo, noi il Sasso l'abbiamo lanciato alla prima attività online, che era lo sport e la sua terza missione, perché lo sport che verrà è inutile che pensiamo che sia quello di prima, è quello di dopo, e dovrà essere ritarato su questa situazione drammatica che abbiamo vissuto e speriamo di superare bene. E quindi noi abbiamo aperto addirittura il 23 di... adesso insomma un mese fa con Roberto Ghiretti. Non dovevamo farla o alla Gran Guardia o aiutami Stefano, con Sala Lucchi dovevamo farla con Roberto. Con il dottor Ghiretti, con Roberto Ghiretti, che ha fatto vedere, e lì lo rifaremo perché avevamo avuto più di 200 iscrizioni e ne abbiamo messi solo 150, ha fatto intravedere ai dirigenti quale può essere il futuro. Il futuro
è e può essere il consorziamento delle attività. Approfitto anche per ringraziare il presidente del CONI Veneto, Bardelle, che sotto la sua ala lavoriamo, e ha fatto vedere a Ghiretti quelle che possono essere le opportunità, cioè non solo gare, ma gestione degli impianti, attività come iniziative aperte al sociale, soprattutto aprirsi al sociale. E questo credo sarà anche come cambierà lo sport nel futuro, che dovrà cambiare anche il CONI stesso, che diciamo viene da una storia di 50 anni fa, dove il CONI esisteva perché dava le buste di contributo a fine anno nella grande festa annuale, che non ci sono più ormai da 30 anni. Poi dava premi, premiazioni, eccetera, tagli di nastro, tutte cose superate. Il CONI del futuro dovrà essere un CONI di servizio e al servizio del mondo dello sport, con chiamiamoli aiuti concreti al mondo dello sport e alle società, con sportelli che stiamo già cercando di mettere in piedi con il CONI Veneto e su spinta del presidente Bardelle, ma sportelli che aiutino proprio nel concreto le società, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista didattico e soprattutto dal punto di vista gestionale. Io la vedo così per il futuro. Allora, qui c'è un'altra domanda di Opes Verona, ritornando sul tema della formazione, mai come ora in questo periodo di emergenza sanitaria e alla luce delle nuove responsabilità attribuite ai dirigenti sportivi, questa rappresenterà un aspetto fondamentale. Non ritenete sia troppo oneroso, soprattutto per le piccole società sportive? Probabilmente, faccio un appunto io, probabilmente potrebbe essere troppo oneroso se visto solamente come un esborso economico. Se però si ottimizzano le risorse, io credo che bisogna trovare la risorsa per fare questo tipo di iniziativa. Se posso... Sì, Stefano, scusa. No, deve essere vista come un investimento per i ragazzi, un investimento per le famiglie. Diversamente, quando si parla di precoce abbandono della pratica sportiva, non ricordo se era il professor Ponchi o Stefano che ne accennava prima, i ragazzi si stancano, smettono e non fanno più sport. Cioè, dobbiamo metterci in testa che non fanno più attività sportiva. E se io allenatore, se io dirigente annoio un bimbo perché non sono preparato, perché non sono attento ad adeguarmi proprio al linguaggio cioè sono per bimbi che perdiamo. E una volta persi, questi non faranno più attività sportiva. Ne conosco questi ragazzi che hanno abbandonato e che non fanno attività sportiva. Quindi un costo economico sì, ma un investimento per il futuro, per i bambini, per le famiglie e per la società. È un dovere di tutti, a mio avviso, essere aggiornati. Noi per primi. Professor Ponchi, io faccio una domanda scomoda, ma fare un po' di selezione degli aggiornamenti che prevedano un patentino, mettiamolo così come un patentino per dirigenti e allenatori di società dilettantistiche, perché tutti si lamentano che non è più possibile che una squadra di calcio, dico il calcio, che diciamo che è quello più praticato, abbia ancora come allenatore un dopolavorista o uno che va lì perché in quel momento lì ha del tempo libero. Bisogna puntare, questo è anche il professionismo nel dilettantismo che serve, cioè fare un po' di selezione. Beh, la parola selezione ormai è bandita, però c'è già, nel senso che questo compito ce l'hanno le federazioni. Le federazioni, perché il CONI, la scuola dello sport, in qualche modo qualifica le attività che svolge, che organizza in attività di primo, secondo e terzo livello. Quando io ormai 20 anni fa ho cominciato a fare il direttore, che sono 16 magari, non sono 20, a fare il direttore della scuola, pensavo di fare dei corsi con filtri di ammissione, perché dei corsi come Atleticamente, che è un'attività che facciamo appunto da 19 anni sulla metodologia dell'allenamento, che è molto sofisticata, dicevo qui dobbiamo far partecipare chi ha una base di conoscenze, e quindi volevo fare dei filtri d'entrata e non ci sono riuscito. I filtri d'entrata non li possiamo avere noi, ma li
possono e li debbono avere le federazioni che hanno e sfornano e formano insegnanti tecnici di primo, secondo e terzo livello. Gli insegnanti di primo livello, che quasi tutti chiamano istruttori, sono quelli che devono essere formati con la competenza giusta per l'avviamento allo sport. Il secondo livello, che sono in quasi tutte le federazioni, si chiamano allenatori o coach o quello che si chiamano, sono quelli che dall'avviamento portano alla pratica agonistica avanzata. Il terzo livello si chiamano gli specialisti e sono quelli che ti mandano alle Olimpiadi. E allora le singole federazioni hanno l'onore e l'onere di verificare questa cosa. E quindi applicarla. È chiaro che se ci portiamo nel calcio, il calcio è così grande che gestirlo non entro neanche nel merito, perché poi non ho le competenze, ma per tornare anche a quello di prima, qual è la via d'uscita per non far morire le società? Una delle proposte che abbiamo fatto è il consorziamento tra società. Se ogni singola società deve trovare, è quello che è successo per i defibrillatori, se ogni singola società deve comprare il defibrillatore, diventa una spesa. Se tutte le società che lavorano nello stesso impianto comprano un defibrillatore insieme, abbiamo risolto il problema. Anche adesso il problema della sopravvivenza è che si faccia pool, e quindi la sanificazione la si faccia divisa per X società che vanno nello stesso impianto, insomma che si faccia rete, si faccia squadra, come ha detto Stefano Gnesato, e questa è una delle ipotesi di soluzione per bypassare il difficile momento. Stefano Garzon, tu sei stato anche in panchina, no? Il ruolo dell'allenatore è un ruolo che divaghiamo un attimino, che ti è piaciuto, sì, che vorrai ritornare a praticare, o è stata un'esperienza che chiuso e messa da parte? No, allora, tutte le esperienze, per come le vivo io, sono utili per capire tante cose anche di se stessi, no? È un'esperienza che mi ha dato tantissimo, anche per come è andata, perché una salvezza raggiunta all'ultimo secondo in un campionato incredibile. È stata sicuramente un'esperienza utile e formativa. Ho capito tante cose anche di me, ecco, un'esperienza che sicuramente mi piacerebbe fare magari un domani, anche se sinceramente probabilmente sono sincero, in un momento in cui non ero ancora pronto, perché mi sentivo ancora giocatore, stare nel gruppo, vivere gli scherzi, condividere comunque lo spogliatoio in un'altra maniera, e quindi entrare in una mentalità completamente diversa non è stato facile, ma è stata un'esperienza veramente fantastica. Ecco, se dovessi dire per le riflessioni, dopo ovviamente la scelta, la vita ti porta a fare determinate scelte, c'è stata questa opportunità e l'ho colta al volo, ecco, e quindi ho poco tempo da dedicare. Se dovessi scegliere adesso come adesso e avessi tempo, mi piacerebbe allenare, ma i ragazzi giovani. Che è un bel compito, bello, quello bravo. che ho detto. No, sì, però ecco, mi sentirei più adatto caratterialmente, anche per stimolo, per quello che sento che posso dare, magari più dal punto di vista che tattico o tecnico, mi piacerebbe più dare dal punto di vista umano, ecco, oltre che ovviamente, e quindi mi sentirei più portato a vivere un'esperienza, la viverei più a pieno e con entusiasmo, ecco. Anche se so che la responsabilità è importante. Certo. Ultimo giro di domande, poi non voglio portarvi via più, insomma è un'ora abbondante che siamo qui. Ultimo giro di domande, professor Ponchio, superato questo periodo, superati i corsi online, cosa prevede per la scuola regionale dello sport del CONI Veneto, ma in generale già guardando il 2021 sul CONI Veneto? Dove andrà lei anche? Continuerà con questo ruolo, immagino. Beh, allora, la scuola regionale dello sport ha, secondo me, il dovere morale di continuare a erogare servizi a favore dello sport regionale. Come abbiamo detto, noi abbiamo un planning, abbiamo
in pubblica. Abbiamo pubblicato, ogni anno facciamo una brochure, brutta parola, un libretto, diciamo, che io chiamo rosso perché era rosso il primo anno, 16 anni, 17 anni fa. Quest'anno è ritornato rosso perché ciclicamente abbiamo finito i colori, e dove facciamo, a parte i saluti istituzionali, facciamo una sintesi di quello che abbiamo fatto l'anno precedente e presentiamo il planning annuale. Planning annuale che partiva a febbraio e che quindi io con queste attività online, una delle prime attività che facevamo, che era quelle di terzo livello, quindi quelle che noi qualifichiamo di livello nazionale, era questa che abbiamo fatto con Ghiretti, che era posizionata a Verona e che abbiamo recuperato online. Non è la stessa cosa, come abbiamo detto, non è la stessa cosa come essere in sala, in aula. Adesso le cose che stiamo facendo, che sono alternate, alterno un'attività proposta per dirigenti a una per tecnici. Le prossime sono sulla psicologia, gli aspetti psicologici e l'aiuto che può dare la psicologia dello sport nel ritorno alla fase 2, eccetera. Poi seguirà una parte di educazione alimentare, di dieta, poi seguirà una parte sull'impiantistica, e rifaremo ancora una volta Ghiretti e l'assistenza diciamo tributaria, fiscale, eccetera. Finito, e arriviamo a metà giugno. Da metà giugno in poi si ricomincia, cercheremo di recuperare tutto quello che è il nostro planning, che prevede 27 attività nell'arco dell'anno, che non sono poche, sono impegnative. Ho un grande gruppo che mi aiuta, ringrazio i delegati, Stefano in primis, perché ci posizionano strategicamente come sedi, orari e calendario le nostre attività, e andremo avanti così come scuola. Il futuro della scuola sarà garantito, secondo me, perché ci sono già arrivati i finanziamenti, anche se non nascondo che voi saprete che c'è un po' di dialettica tra Sport e Salute, che è la società di gestione in teoria dello sport in Italia, e il CONI inteso come Comitato Olimpico, e la scuola purtroppo in questo momento è figlia di due padroni, e quindi potrebbe anche come l'asino di due padroni muore di fame. In questo caso abbiamo avuto un finanziamento doppio invece, uno da Sport e Salute e uno da CONI, perché probabilmente tutte e due le entità vorrebbero dire che la scuola è loro. In mezzo a questa diatriba noi facciamo come il calabrone, che secondo le leggi dell'aerodinamica non potrebbe volare, e vola. Anche noi voliamo, facciamo le attività e vediamo cosa succede, e penso che continuerà. Per quanto riguarda il CONI Veneto, la mia idea, il CONI in generale, quello Veneto in particolare, la mia idea, l'ho detta, un CONI meno, come si può dire, autoreferenziale, celebrativo, festaiolo, tra virgolette, prendetela bene, ma più di servizio, calarsi nella realtà diuturna dei problemi delle società, dei dirigenti, dei tecnici. Questo è quello che vedo io per il futuro. Per quanto mi riguarda, e concludo perché ho già impegnato troppo tempo, credo che dopo circa 20 anni posso passare benissimo la mano, la scuola andrà avanti con qualcun altro al mio posto che farà come e meglio di me. Sì, però lei non va in pensione, cioè questo è sono già andato da Mo, come diciamo, a Roma, dove lavoro anche. Io spero, penso, sono disponibile a continuare a operare per e a favore dello sport in generale, di quello veneto in particolare, anche da altri ruoli, ce ne sono tanti. Stefano Miesato, CONI Verona a braccetto con CONI Veneto, quindi l'attività proseguirà fino a giugno con quello che è stato detto dal professor Ponchio, e poi c'è qualche attività sul territorio di prossima esecuzione, diciamo così. Attività, sul territorio, se possiamo definire l'attività, il 7 giugno, che è la prima domenica di giugno, da 20 anni, se non sbaglio, è stata proclamata Giornata Nazionale dello Sport. Noi ci stiamo noi CONI,
Delegazione Provinciale di Verona, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, assessori allo sport, ci stiamo organizzando per dare una testimonianza, per fare un gesto di testimonianza nei confronti e di vicinanza nei confronti delle società sportive e degli atleti. È quella di ritrovarci, o adesso vedremo in quanti saremo, siamo in 50 oggi, ad oggi di adesioni, sono 50 le adesioni, o sulla scalinata di Palazzo Barbieri, che temo sia piccola, o all'interno dell'arena, adesso sentiremo il sindaco e l'assessore allo sport di Verona, per una lettura della Carta dei diritti dei ragazzi allo sport, così ci rinfreschiamo un po' la memoria noi, sì. E forse ci sarà una piccola sorpresa. Beh, allora la sorpresa, se è una sorpresa la teniamo lì, no? Poi magari... Sì. Sì, perché bisogna sempre rispettare le distanze. Adesso certo. Ormai fa parte della nostra quotidianità questa cosa qua. Stefano Garzoni, invece tu sei, e concludo con questo appunto, insomma, tu sei fiduciario CONI, ok, da poco, corretto? Giusto? Sì. Lui, Stefano, viene con non ancora battezzato. Esatto. Allora, anticipo io una cosa. Sapete il rapporto che ho io con i comuni, con le federazioni e anche con un bel numero di società sportive. L'idea di essere vicini a loro e di coordinarci non è un'idea dovuta al coronavirus, è un'idea che nasce da lontano, sapete tutti quanti. L'intenzione era di partire giusto a febbraio, ma a febbraio siamo stati fermati. Attualmente abbiamo quattro gruppi: il gruppo degli assessori allo sport, chiamati tavoli di lavoro, insomma, ecco, dove ci confrontiamo su quella che è l'attuale situazione, dove assieme pensiamo quello che può essere il futuro. Tavolo di lavoro di assessori allo sport che coordino, il tavolo delle federazioni sportive che coordina Barbara Zampini e Nicola Sprigo, loro provengono dall'esperienza di federazione e quindi hanno il loro linguaggio, un tavolo delle società sportive che è coordinato da Stefano, un ex calciatore professionista, oggi dirigente scolastico, per cui abbiamo sentito oggi in questa duplice veste, credo sia persona assolutamente competente, bravo e competente. Ecco, io non ho mai visto Stefano fuori dalle righe, e tra l'altro, a merito suo e non mio, è lui che si è avvicinato al CONI. È da parecchio tempo che mi diceva: Stefano, guarda che se hai bisogno ci sono, guarda che se hai bisogno di Stefano. E poi i famosi centri CONI, no? Centri CONI che non possono fare attività. È stato però mantenuto il gruppo e lo coordina Raffaella Sgalambro, la professoressa Raffaella Sgalambro, che da anni ha ricoperto il ruolo di coordinatore tecnico e poi di coordinatore di queste attività. Quindi Stefano si è avvicinato in questo modo. Ecco, proprio dopo questa giusta e doverosa spiegazione, Stefano Garzon, tu ti sei avvicinato al CONI, cosa ti ha spinto ad entrare così nel CONI Verona e a portare la tua esperienza? Ma ho partecipato in passato a tanti eventi organizzati da Stefano, ecco, insomma, si è creato un rapporto e un'amicizia, mi sono avvicinato, diciamo, anche per dovere personale, per sentito dentro di me di poter dare una mano, un contributo, il desiderio comunque di dare una mano allo sport anche in un'altra veste, che non sia proprio quella principalmente di fautore o di prima persona, no, dentro al campo, ma che sia anche il desiderio è rimasto. Io agli eventi che ho partecipato, alle riunioni, ho visto grande competenza, grande professionalità e ho detto ok, mi sento di dare il mio contributo, posso darlo. Ho conosciuto persone comunque che mi hanno accolto, da Stefano in primis, e quindi ecco, il desiderio e l'entusiasmo è tanto, ecco. Alberto, scusa, se posso aggiungere, ecco, magari non fa parte direttamente, ma c'è, perché non l'ho trovato io, l'ho trovato fatto questa collaborazione fra CONI Verona e Curia di Verona. C'era stato un grande rapporto con Don Andrea Giacomelli, attualmente c'è un grande rapporto di collaborazione anche con Don Gabriele Vrec, attuale direttore dell'ufficio sport della Curia, e anche Don Gabriele ha manifestato grande interesse nei confronti di questa iniziativa. È stato presente anche lui in qualche nostra attività,
assieme organizziamo il Natale dello sportivo e quindi ecco, c'è anche Don Gabriele che diamo in debita considerazione, che ringraziamo anche della disponibilità. Assolutamente, quindi io concluderei e mi faccio anche un po' di promozione per altre pazienza, il CONI tutti insieme in questo momento di grossa difficoltà, lo slogan possiamo coniarlo, usiamo questo, visto che il Dino Ponchio, il professor Ponchio è sugli slogan, mai molar, questo è il titolo che abbiamo voluto dedicare a Sport di più, quindi mai come in questo momento lo sport deve fare gruppo e non mollare, anzi rilanciare per un futuro che deve essere, non dico migliore, perché adesso dico andrà meglio, andrà bene, non lo so, non possiamo saperlo se sarà meglio o peggio, ma per un futuro sicuramente diverso, che deve tenere in considerazione tutte le componenti della nostra società e quindi ovviamente anche lo sport e tutti gli atleti. Quindi io, dopo questa bellissima chiacchierata, io vi ringrazio ancora di essere stati qui con me, professor Dino Ponchio, grazie, direttore a voi. Sport CONI Verona, Stefano Garzon, dirigente scolastico, preside dell'Istituto Provolo, ex giocatore professionista, e Stefano Gnesato, delegato provinciale di Verona. Grazie a te. E chissà che magari verso giugno potremo fare un altro punto della situazione, visto che poi le cose sono destinate a cambiare, quindi avremo altro materiale e altri argomenti su cui parlare. Intanto vi ringrazio e vi auguro buona serata. Grazie mille. Grazie. Buona serata a tutti. Ciao a tutti. Bene, io vi ringrazio, bellissima chiacchierata, spero veramente di poterne fare un'altra, perché gli argomenti che abbiamo trattato, sebbene abbiamo passato un'ora e un quarto insieme, sono ancora tanti. Intanto vi auguro una buona serata e ci vediamo domani con un altro appuntamento che però non vi dico di cosa tratterà. Seguiteci su Facebook e troverete l'evento da seguire. Tanto grazie e buona serata ancora.